9 minuti dopo le ore 11, ancora il buongiorno, Sammy Varin, Potere al Popolo, Radio Libertà, seconda parte della nostra controinformazione. Oggi è il 4 febbraio, la giornata mondiale contro il cancro, scrive Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia. In occasione della giornata mondiale contro il cancro, gli enti del sistema sanitario regionale organizzano sul territorio diverse attività gratuite di screening. Il monitoraggio, la diagnosi precoce fanno davvero la differenza. Ricordiamolo, ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 390.000 nuovi casi di tumore. Oltre 3,7 milioni di italiani vivono dopo una diagnosi di tumore pari al 6,2% della popolazione. La prevenzione è essenziale per contrastare questa patologia e migliorare la qualità della vita. Quanti che ne stiamo facendo felici, ragazzi! Beh, un po' di punk ci vuole, eh. Se cercate il punk più futuristico, con un rock energico, textura elettronica, una potente voce femminile, ma lo avete trovato. Ci sono i Nova Noise. Con noi abbiamo Jim. Ciao! Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Bello, Ciao, guarda, Sam. come una doccia gelata. Ci hai fatto svegliare questa mattina dopo un incontro con i quotidiani del mattino, non ne potevamo più. Adesso ci sentiamo molto meglio con i Nova Noise, scritto proprio così, Nova Noise, Winter Sun. Jim e Giuseppe Monterosso alla chitarra e seconda voce. La voce principale, lo ricordiamo, è di tale Luna Esmeralda Rizzi, bella tosta, devo dire, che tiene a bada tanti fustacchioni intorno a lei. Jim?
Sì, beh, lo confermo assolutamente, sì, sì, sì. Decisamente, decisamente. Mi fa piacere che vi abbiamo svegliato in questa mattinata, insomma. Eh no, ragazzi, non se ne può più star lì nella melensa situazione politica, cosa fa Trump, cosa non fa Trump. Aspetto che te lo riepilogo. Cosa fa Trump Sì, quest'oggi sui quotidiani? Oggi Trump avvisa, Trump tratta, Trump frena, Trump punta all'Unione Europea, Trump incassa, Trump piega. Il manifesto gli dà invece del mercante a Trump. Il quotidiano del Sud addirittura dice che Trump abbaia. Quindi le abbiamo sparate tutte su Trump. Ora esattamente. ci volevano i Nova Noise. Senti, parlami un attimo del tuo gruppo tostissimo. C'è un video che bisogna assolutamente sbirciare, perché adesso con le nuove tecnologie si inventa di tutto. Cosa non vi siete inventati per questo video, ma soprattutto dove ci portate musicalmente cantando, perché qui mancano ormai pochi giorni a Sanremo e siamo un po' tutti ossessionati. Da qualunque radio, qualunque televisione accendiamo, Sanremo, no, e che cacchio. Per fortuna c'è anche un altro mondo musicale, c'è un sottobosco che pochi conoscono, ma di altissima qualità, dove vivono ad esempio i Nova Noise. È vero? Esattamente, guarda, hai detto proprio bene. Nova Noise è una realtà che esiste dal 2022, questo progetto in cui siamo trovati vecchi compagni di avventure musicali provenienti da altri progetti e abbiamo deciso di puntare a una voce femminile per dare un po' di originalità al progetto, che parte dalle sue basi punk rock per poi evolvere, come ben hai detto tu, in una sorta di punk futuristico, se così vogliamo chiamarlo, con delle anche sottotracce di elettronica e sintetizzatori. E come avete potuto ben ascoltare da quest'ultimo brano, che è il nostro ultimo singolo, Winter Sun, che è uscito da poco, da un paio di settimane, così come il videoclip. Diciamo che ci trovate ovviamente sui vari social, principalmente Instagram come Nova Noise Official e YouTube Nova Noise Band, dove potrete anche vedere il videoclip di Winter Sun. Diciamo che questa è in grossa sintesi quello che siamo e proponiamo. Senti, dal vivo, mi stanno già scrivendo qui al Dal vivo, 340 assolutamente, 6709 eccoci qua. 659. Dove possono ascoltarvi? Dove Allora, fate capo? Dove fate base? allora, diciamo che torneremo dal vivo nel mese di marzo con 2 date, una in provincia di Milano, a Rho nello specifico, nel locale Rock and Roll, e al 28 di marzo invece nel Varesotto, quindi provincia di Varese, al Vanilla di Santo Stefano. Ragazzi, se vi ha fatto contenti praticamente Jim, vedi? Qui nell'Interland di Milano, Varese, già possiamo farci un'idea di questo gruppo che si dà da fare, ripeto, non ci si annoia con la vostra musica. Naturalmente un pensiero, come dicevo io prima, deferente a Sanremo ce lo diamo e Jim, cosa si muove che ti possa piacere in questo Sanremo 2025? Lo guarderai solo per un attimo, solo magari per un artista in particolare o per un ospite? Ci sarà un'occhiata al Sanremone nazionale o proprio ti giri dall'altra parte? Allora, a dir la verità, sarò sincero, negli ultimi anni ho iniziato a guardarlo esclusivamente per il Fanta Sanremo, perché è molto divertente, diciamo. Però devo ammettere che la proposta musicale, benché standardizzata, negli ultimi anni comunque offre qualcosa di interessante, anche da cui confrontarsi e prendere spunto, perché comunque noi siamo una band attiva che produce regolarmente, cercando sempre novità e arrangiamenti, pur non discostandoci troppo da quello che è la nostra natura, quindi il nostro genere. Quindi sì, lo guarderò anche quest'anno, parteciperò al Fanta Sanremo sicuramente, e non lo guarderò per un artista in particolare, però sicuramente questo potrebbe essere anche un anno diverso, dato che non c'è più alla conduzione Amadeus, potrebbe esserci insomma qualche sorpresa.
Vedete quindi come un gruppo all'avanguardia come i Nova Noise non si gireranno dall'altra parte e tenderanno l'orecchio al Sanremone nazionale. Naturalmente siamo tutti curiosi del prossimo scandalo e cosa succederà quest'anno. Si devono pure inventare qualche cosa, altrimenti se ci basiamo sulle canzoni. Ma abbiamo sentito che anche i rapper più cattivi che andranno a Sanremo parleranno di cuore e amore e quindi faranno delle canzoni bellissime che ci lasceranno a bocca aperta. Per il momento state con l'orecchio teso perché i Nova Noise suonano bene, li trovate su tutti gli store digitali, ma anche semplicemente su YouTube. Se scrivete Winter Sun col V doppio Winter Sun Nova Noise su YouTube salta fuori questo bellissimo video che vale la pena di guardare se vi siete ammosciati troppo con le notizie del giorno. Jim, Giuseppe Monterosso, un grande piacere averti avuto ospite qua. Chiaramente quando girate per Milano ricordatevi che c'è una radio che si chiama Radio Libertà in zona Afori che vi trasmette. Assolutamente, ringrazio a tutti voi, grazie Sammy per averci dato la possibilità di esprimerci e di far sentire la nostra musica. Alla prossima, al prossimo singolo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Come minimo dovrei rimetterla da capo questa Winter Sun per svegliarvi su un po'. E subito la Raffaella Di Sondrio, perché non fate un Sanremo? Ecco che ce la mette da capo. Bravo Francesco. Yeah! Mi trasformo, divento cattivo. No, guarda che fa bene anche il regista, fa bene, perché il regista dopo se tutte ste chiacchiere, d'altronde noi siamo una radio che parla e siamo un po' come Radio Maria, preghiamo poco, però parliamo tanto. Subito Raffaella da Sondrio, perché non fate un Sanremo indipendente? Raffaele, ma noi lo facciamo ogni giorno il Sanremo indipendente, lo sai. Sammy Varin ogni mezz'ora trasmette un artista indipendente sconosciuto ai più, perché se è conosciuto non ha bisogno di Sammy Varin e di Radio Libertà. Un po' di anni fa abbiamo fatto il contro Sanremo, non so se ti ricordi, abbiamo fatto una notte proprio durante il Sanremo in cui abbiamo ospitato solo artisti indipendenti ed è stato bellissimo. Chiaro che adesso praticamente li mandiamo ogni mezz'ora, li intervistiamo e quindi è ogni giorno una lotta contro questi potentati musicali, contro questi autori che sono sempre quelli che scrivono, bravissimi, c'hanno un fiuto per il denaro incredibile, ma sono sempre quei 3 o 4 che scrivono le canzoni per Sanremo. Se guardate, quando compaiono i nomi di chi ha scritto la canzone, sempre quelli che girano. La nostra battaglia la facciamo anche su questo. La nostra è una controinformazione non soltanto di notizie, ma proprio anche musicale. Intanto, certo, a proposito di informazione, appena uscita la notizia, bici lanciata dai Murazzi di Torino, ricorderete questa brutta storia, è uscita la condanna anche per Victor Ulinici, l'imputato maggiorenne, condannato a 16 anni, proprio come l'amica che è stata a guardare senza denunciare. Interessante. Sempre sul sito del Corriere, mi fa piacere che si risvegliano i giornalisti professionisti del Corriere a proposito di notizie davvero importanti, piuttosto che leggere che Trump avvisa, Trump tratta, Trump frena, Trump punta all'Unione Europea e basta. Per fortuna sul Corriere si parla di bollette e guarda caso la prima volta ci clicco sopra e non mi chiede di abbonarmi, per cui anche voi che siete preoccupati per le bollette che arrivano, sto parlando naturalmente della corrente o del gas, andate a cercare sul Corriere della Sera sul sito bollette. 11 milioni di consumatori potranno avere uno sconto di 113 euro.
come chiederlo. Ne stiamo parlando da settimane su queste frequenze, grazie ai parlamentari della Lega. Non è semplicissimo, certo, vi dovete far aiutare da un figlio, da un nipote, o andare a un CAF, o andare da qualcuno che riesca a capire meglio cosa c'è scritto sul sito dell'ARERA, e veramente c'è da fare dell'autolesionismo andare a leggere lì sopra. Però se si vuole risparmiare, se avete diritto perché siete vulnerabili, avete pochi soldi, eccetera, sono 11,4 i milioni di consumatori italiani vulnerabili, over 75, disabili o fragili economici. Se fate parte di una di queste categorie, potete passare al servizio a tutele graduali, che è quello che costa meno in questo momento, ha uno sconto di 113 euro l'anno rispetto agli altri. La domanda va presentata entro la fine di giugno all'esercente, quindi a chi vi fornisce il servizio. Dovete farvi un giro sul sito del Corriere se volete maggiori informazioni, si può leggere senza l'abbonamento, o sul sito ARERA. Ribadisco e discoriba, non è semplicissimo, e questo è il campione della burocrazia. Io non lo so se è stato il PD a inventarsi questa cosa, no, una volta tanto dici non c'entra, non lo so, se vado a cercare originariamente chi ha inventato questo casino, secondo me c'entra in qualche modo. Sto scherzando. Fatto sta che, insomma, chi veramente non ce la fa a pagare le bollette deve assolutamente reagire. Intanto, gli appuntamenti da non scordare targati Lega, grazie a chi me li invia al 340 6709 659. Se si organizza qualche cosa nella vostra zona, mi inviate la locandina via WhatsApp e io la leggo. Poi sul sito legaonline.it trovate tutti gli appuntamenti televisivi. Ma ad esempio, dopodomani, 6 febbraio, lo sapevate che a Colico, in provincia di Lecco, all'Auditorium Michele Ghisla, via alle Torri, si parla di autonomia differenziata? Interessante appuntamento con i pro e i contro a confronto. Mauro Piazza, sottosegretario all'autonomia in Regione Lombardia, illustrerà le ragioni del sì all'autonomia. Ma Gianmario Fragomeli, consigliere regionale della Lombardia del PD, illustrerà le ragioni del no all'autonomia differenziata. Modererà il confronto Guido Lombardi, responsabile di Unica TV. Interessante. Se siete in zona, dopodomani 6 febbraio, ore 21, a Colico, in provincia di Lecco, Auditorium Ghisla, si parla di autonomia differenziata. Tra gli appuntamenti da non scordare, Armando Siri sta presentando il suo libro A tutto c'è un perché. Il prossimo appuntamento è per questo venerdì 7 febbraio in Puglia a Barletta. Roberto Vannacci invece è in visita a Frosinone e a Latina, domani mercoledì 5 febbraio a Frosinone, giovedì 6 febbraio in quel di Fondi in provincia di Latina. Amministrare a nord-est dall'autonomia differenziata alle nuove province elettive. Se ne parla il 7 febbraio alle ore 18 a Pordenone, sala auditorium della regione, via Roma numero 2. Ci sono super ospiti: Massimiliano Federiga, Roberto Calderoli, Andrea Giovanardi, Antonio Calligaris, Marco Dreosto, chiedo scusa, a moderare c'è Tommaso Cerno, direttore del Tempo. Se siete in zona, dopodomani 7 febbraio, ore 18, sala auditorium della regione Friuli Venezia Giulia, l'appuntamento è a Pordenone. Da non scordare, proprio perché se non siamo informati su queste argomentazioni, noi della Lega, noi di centrodestra, e chi mai dovrebbe esserlo. Infine,
L'appuntamento con Lega in Festa ormai è conto la rovescia. In febbraio ricominciano le feste della Lega, soprattutto nella Bergamasca. Segnate giù 14, 15, 16 febbraio e poi ancora 21, 22, 23 febbraio la festa della Lega è a Palazzago, in provincia di Bergamo, a pochi chilometri da Pontida. Tutte le sere a partire dalle ore 19, bar, pizzeria e cucina tipica. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario, la produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Il mio nome è Fabrizio Giannuzzi. Mi ascoltate per la terza volta, un terzo brano musicale fantastico, un blues. La perfetta interazione fra 2 popoli distinti, quelli europei con quelli africani. E da lì nacque il blues, 200 anni fa, su per giù. Questo brano l'ho sviluppato con un grande artista, un grande clarinettista, il signore Enrico Sartori, friulano, clarinettista e sassofonista. Vi ringrazio il carissimo Semi Varin e come sempre ripeto quello che ho detto l'altra volta, cerchiamo di aiutare la nostra radio, Radio Libertà, per poter continuare a trasmettere e a trasmetterci informazioni, notizie importanti per tutti quanti, per tutti noi, e che ci permette di ascoltare musica che se no non verrebbe ascoltata in nessun'altra radio. Vi abbraccio, grazie e buon ascolto.
E poi non dite che non vi mandiamo in onda ciò che non esiste, eh? Questa è veramente musica introvabile con Fabrizio Giannuzzi insieme ad Enrico Sartori, clarinetto e armonica a bocca. Straight Blue, una bella litigata musicale, ma di quelle fatte bene. Fabrizio Giannuzzi, madre bergamasca, padre pugliese, un armonicista virtuoso che sperimenta collaborazioni con organo, violino, chitarra, eccetera, con cantanti lirici e a volte in jam session. Lo stiamo tenendo d'occhio, anzi d'orecchio in queste settimane. Trovate anche qualche cosa su YouTube, basta scrivere Fabrizio Giannuzzi. Va ora in onda Focus Valle d'Aosta. Sempre il buongiorno da Sammy Varin, controinformazione potente, non solo musicale ma anche politica, parlando anche e soprattutto di territorio. Oggi siamo collegati con la regione Valle d'Aosta, con il consigliere regionale della Lega, Simone Perron. Buongiorno Simone. Ciao Sammy, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, da dove partiamo? Dunque, senti, io partirei certamente da quello che abbiamo trovato quest'oggi sui quotidiani e quindi da quelli che sono i riflessi anche nella nostra testa del bombardamento mediatico che ci fanno i giornaloni e di conseguenza anche le varie reti. Oggi stiamo scherzando sui titoli dei quotidiani in edicola riguardanti Trump e quindi questo nuovo, tra virgolette, presidente che sta impensierendo parecchio, soprattutto in vista dei possibili dazi. Allora, l'attività di Trump sta impensierendo in modo particolare e quindi ridendo e scherzando abbiamo scoperto che Repubblica scrive che Trump avvisa, il Corriere scrive che Trump tratta, secondo il Sole 24 Ore Trump frena, secondo Libero Trump punta all'Unione Europea, secondo il Messaggero Trump incassa, il Domani Trump piega, il Manifesto dà a Trump del mercante, mentre addirittura il Quotidiano del Sud scrive che Trump abbaia. Qui mi fermo, ma chiaramente la varietà è davvero significativa. Chi ha paura di Trump? Ma soprattutto, secondo te, dobbiamo veramente avere paura di Trump, questa storia dei dazi? O ce lo possiamo lavorare, ci possiamo mettere d'accordo? Proprio oggi la Meloni, lo sappiamo, è in Europa per cercare di capire se mai lei potrà fare da pontiere, soprattutto se glielo lasceranno fare. Che idea ti sei fatto tu, Simone Perron, su questa che è una novità che riguarda tutti noi? Perché se ci applicasse dei dazi, chiaramente ci perdiamo noi, ci perde anche lui, ma ci perdiamo un po' tutti. Perron. Sì, allora direi che il primo punto è che chiaramente questa è una dinamica che lui aveva già scritto nei suoi programmi elettorali, sta semplicemente applicando quello che ha detto e con una certa decisione, e questo io direi che deve essere un monito per chiunque fa politica, perché piaccia o non piaccia, le persone quando votano hanno il diritto di vedere realizzato quello che è nel programma. Il secondo punto è che ovviamente Trump sta mettendo ordine a un sistema globale totalmente caotico e lo fa nella sua maniera. Sicuramente ha la modalità, avendo il coltello dalla parte del manico, perché stiamo parlando degli USA, non stiamo parlando di un paese piccolo, ma del paese egemone in Occidente quantomeno. Quindi lui ha il coltello dalla parte del manico, mette sul piatto diciamo l'ipotesi peggiore, certamente abbaia, minaccia di mordere, e gli altri poi si trovano costretti a trattare perché hanno capito benissimo chi è che può veramente fare del male. In questo caso non è un male diciamo legato alla guerra, per fortuna, anzi direi che dal suo intervento sia la guerra in Ucraina sia la situazione nel Medio Oriente e Israele
si sono ritrovate messe in stand-by praticamente o quasi, quindi ci dimostra che serviva una leadership forte da parte degli USA e quindi lui utilizza questa arma. Riguardo l'Unione Europea, innanzitutto è un piacere vedere Gimai di sinistra pianicolare su queste questioni. Chiaramente la bilancia commerciale rispetto agli Stati Uniti è sbilanciata, nel senso che l'Europa è più quello che vende agli Stati Uniti rispetto a che gli Stati Uniti vendono. Quindi i dazi eventuali ci colpiranno. L'Italia è un paese esportatore, lo sappiamo, potrebbero danneggiarci, è possibile. Chiaramente però ogni paese ha il sacrosanto diritto di farsi le sue politiche e quindi abbiamo ben poco da piangere. Piuttosto abbiamo da piangere il fatto che l'Unione Europea ha dormito e si è impegolata per anni in stupidaggini, allontanando le persone, allontanando la gente dalla politica con le follie più assurde sul green, con le follie più assurde sul gender. Ecco, queste cose qua adesso poi le pagheremo, a meno che non ci diamo una bella mossa. Si apriranno spiragli per ogni singolo Stato, probabilmente, di muoversi a modo suo. Questa è anche la politica americana, chiaramente, di comprare in parte l'Unione Europea, ma noi che siamo patrioti europei, direi che la posizione della Lega si trova semplicemente riaffermata nel diritto degli Stati nazionali di poi fare i propri interessi. L'Unione Europea deve essere un qualcosa di molto più bello, tipo confederale, questa è la nostra visione, e non un mostro burocratico centralizzato in mano alle grandi lobby e anche a qualcosa di più oscuro, probabilmente. Hai detto patrioti e allora sto facendo un giro sui quotidiani proprio ricercando questa parola e mi salta fuori subito il quotidiano La Stampa, perché oggi possiamo farlo anche vedere, Francesco, a pagina 4, La Stampa titola I patrioti di Musk. Sabato a Madrid la convention con Salvini, Abascal, Le Pen, Orbán. Il leader della Lega dice assieme faremo grande l'Unione Europea con, vabbè, il disagio di Tajani. Insomma, Elon Musk ha lanciato questo slogan nuovo, l'avevamo già letto a Pontida qualche mese fa, facciamo nuovamente grande anche l'Unione Europea. Non si sa molto di più, ma certamente c'è un certo entusiasmo all'interno dei partiti e quelli che ci credono maggiormente, come dicevi tu, è un'Europa diversa, ad esempio all'interno della Lega. Qual è il tuo parere su questo mega? Allora, come dire, Musk è un personaggio anche piuttosto difficile da decifrare. Chiaramente ha preso una posizione fortissima innanzitutto con la sua forza economica, comprando Twitter, che oggi attualmente è X. Chiaramente era un'operazione anche lì per andare a scardinare i meccanismi che tra l'altro l'Unione Europea continua a voler mettere in atto, cioè quello della censura sui social, con la questione delle fake news, per cui qualcuno ti deve dire prima che cosa è reale oppure no. Ce li abbiamo i cosiddetti fact checker, ce li abbiamo qua in Italia, che spesse volte in realtà sono molto peggio di quello che vogliono far sembrare. Quindi c'è stata da parte sua una grande battaglia per la libertà di espressione e questo è un caposaldo fondamentale anche per noi della Lega. Quindi vediamo questi movimenti, ovviamente ha una potenza economica, ormai credo che sia diventato l'uomo più ricco al mondo, chiaramente uno degli uomini più influenti al mondo, sta usando la sua forza economica anche per sponsorizzare dei partiti, abbiamo visto quantomeno fare una campagna elettorale su questo, ma direi che da altre parti c'è stato un Soros, ad esempio, se vogliamo parlare di altre influenze, che con la sua fondazione sono anni, se non decenni, che influenza le politiche, finanziando le ONG, che poi sono le stesse che poi spingono per fare il processo a Salvini, che ha difeso semplicemente i confini. Quindi è un mondo sicuramente in divenire che sta cambiando molto molto in fretta, gli equilibri stanno cambiando, ma c'è un fermento e noi della Lega direi che abbiamo mantenuto da sempre fede a un certo tipo di visione e adesso stiamo vedendo tutto il mondo con la guida degli Stati Uniti che gira da questa parte. Per noi non può che essere una soddisfazione. Vedremo poi
cammin facendo, ma certamente noi che abbiamo tenuto duro contro il politicamente corretto, contro le follie che abbiamo visto e che ancora vediamo, non possiamo che essere contenti di vedere che il vento è cambiato, e anche tanta gente che prima stava zitta e ci dava torto, vedrai che si sta accodando con le orecchie basse, facendo finta di essere sempre stata dalla nostra parte. Un buon segnale. È minimo e l'appuntamento è proprio per questo sabato a Madrid. Torniamo a parlare di territorio, torniamo a parlare di Valle d'Aosta, o meglio dell'avanti indietro che si fa dalla Valle d'Aosta uscendo, andando in Piemonte o ancora più lontano, a volte per lavoro, certamente. Ho letto che ti sei fatto portavoce di un degrado pazzesco alla stazione di Ivrea, che è proprio un nodo importante per chi si muove da e per la Valle d'Aosta. Un degrado alla stazione di Ivrea che sta assumendo contorni imbarazzanti. Che cosa succede a Ivrea? Sì, questa iniziativa ci è giunta come segnalazione perché ovviamente, come dicevi tu, sono tanti valdostani che per lavoro, per studio prendono il treno. Ora in realtà su questa linea c'è un progetto che la Lega Valle d'Aosta ha sempre criticato, ovvero l'elettrificazione, che vede per 3 anni i treni fermi con vantaggi che sono poi tutti da discutere, in realtà sono ben pochi. Quindi, oltre a questo disagio che già tu immagina, Sammy, per far capire anche agli ascoltatori, ci sono 99 corse di autobus che girano in sostituzione dei treni, su una vallata che è piccola, su una statale che è piccola, su un'autostrada che è già ipercostosa, eccetera. Tu immaginati che disagio ha creato. Ma oltre a questo ci ha messo del suo, diciamo, l'amministrazione di Ivrea, che non a caso è un'amministrazione di sinistra e che quindi sposa, diciamo, tutte le grandi ideologie dell'accoglienza e in realtà va poi a disinteressarsi di uno dei temi fondamentali, che è quello della sicurezza. Lo sappiamo benissimo come fanno, e anche lì sulla stazione di Ivrea è stato segnalato degrado, sporcizia, casi di microcriminalità. C'è una stazione, diciamo la zona d'aspetto della stazione è praticamente inagibile, sono stato giù, l'ho vista personalmente, con quei senza tetto che ci dormono dentro, sporca, i bagni che vengono chiusi, o dopo una certa ora i bagni sono chiusi, gli ascensori che dovrebbero servire per spostare sui piani non funzionano o hanno dei problemi. Ecco, diciamo i tipici malfunzionamenti delle giunte cittadine che guardano a sinistra e che della sicurezza e di queste tematiche generalmente, come dire, non sono i migliori a gestirlo. Ecco. Quindi l'abbiamo portato sul piatto, l'assessore regionale ha dovuto semplicemente dire sì, sapevamo anche noi, abbiamo parlato, parleremo ancora con l'amministrazione di Ivrea, ci hanno promesso che staremo a vedere. L'importante era portare fuori il tema, perché il degrado non va mai bene, è un pessimo biglietto da visita e ci abitua al brutto, allo sporco, e sono cose su cui dal nostro punto di vista non bisogna mai abituarsi, ma va sempre combattuto. Quindi ci siamo mossi in quella direzione, adesso monitoriamo ancora, sarà importante vedere se in effetti rendono la zona migliore, portandola in consiglio regionale. Chiaramente tanti hanno drizzato le orecchie e questo è stato un modo per sensibilizzare. E questo è importante, gente, non perdonare, perché in troppe amministrazioni, soprattutto quelle di sinistra, vige un perdono per chi combina determinati guai, bisogna capirli, bisogna perdonarli, e arrivano da un humus problematico, eccetera. Siamo tutti noi problematici e quindi la pazienza comincia ad andarsene. Qui ci fermiamo, non possiamo che ringraziare Simone Perron, consigliere regionale della Lega in Regione Valle d'Aosta, e chiaramente il consiglio, se cercate controinformazione locale, seguite la Lega Valle d'Aosta o direttamente Simone Perron sui social. Simone Perron, tra parentesi, è anche un cantautore che teniamo ben d'occhio, anzi d'orecchio. Simone, a che punto sono le registrazioni? Come sta andando?
Sta andando bene, grazie che ti sei ricordato, Sammy. Sta andando bene, mi stanno arrivando i primi arrangiamenti, insomma sono 5 pezzi, 4 nuovi, uno rifatto. Ti aggiornerò sulle novità. E lo sai che sono molto curioso e pian piano ti farò spoilerare qualche cosa su questo nuovo album, e intanto cercatelo sui social, non soltanto come politico prestato alla politica, alla buona certamente politica della Lega, ma soprattutto come cantautore territoriale. Simone Perron Leon, grazie Simone, buon lavoro. Grazie a voi, ciao Sammy. Sempre un saluto da parte mia a chi si è appena sintonizzato, a chi si arrabbia con il quotidiano L'Unità, Sansonetti, nemico in patria, insieme a tutti i giudici e tutti i politici europarlamentari di sinistra. E il Presidente della Repubblica Mattarella tace su tutti questi fronti che remano contro la nostra Italia. Vero, verissimo, e mi viene da tossire quando parlo di sinistra. Chiaro che Sansonetti, ripeto, io sono contento quando lo ospitano su Rete 4, perché poverino, se no non lo chiama mai nessuno, come era fino a qualche anno fa per la sinistra di AWS. Adesso tutti li vogliono, tutti li cercano, ragazzi, e adesso avete sentito, arriva il sostituto di Soumahoro. E io lancio un appello, signori, se qualcuno ha il telefono di Soumahoro, chiamatelo, lo invitiamo qua in rassegna stampa, perché più nessuno ospita, intervista Soumahoro. Adesso le arriva il sostituto, che ha un nome impronunciabile, non chiedetemelo, non riesco a ricordarlo, però chiaramente è stato torturato dal torturatore libico. Noi abbiamo rilasciato e riaccompagnato a casa il torturatore libico, e adesso il nuovo Soumahoro ci ha denunciato. E che cavolo, cosa mai succederà? Quali altre denunce non arriveranno alla Meloni, che ne sta collezionando? Prima era tutta, adesso piena di denunce. Si scherza naturalmente, ma cerchiamo di fare una controinformazione bilanciata. A proposito di bilancia, aspetta, qualcuno se la sta leggendo l'intervista alla Schlein. Oh, sta andando alla grande su Repubblica, sta prendendo il posto delle notizie più importanti. Oggi Repubblica intervista alla Schlein, e questa frase, insomma, che è una bella frase: la destra non si insegue, si batte. Chiaro, non estrapolate, si batte non nel senso che cemenano questi perché siamo tutti fascisti per loro se non votiamo PD, è chiaro. Si batte nel senso che devo specificare tutto quanto. Va bene, me ne vado ricordando che la Cina ha risposto nella notte a Trump, sarà la notizia più importante della giornata. Dazi fino al 15% per i prodotti americani. I marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger in blacklist, ragazzi. Puzzeremo tutti quanti senza Calvin Klein e Tommy Hilfiger, qualcosa, un profumo, anche quello, non lo so, non ho mai comprato. Intanto Meloni con il leader statunitense, ecco, appunto, ho capito, ti vesti firmato, caro mio, guadagni bene a Radio Libertà. Ti capisco. È un negoziatore, sbagliato attaccare, spiazzato l'Unione Europea, così la Meloni poco fa con un leader statunitense ha detto questa frase. Non sappiamo niente di più perché Repubblica è molto criptica su questo fronte. Ci fermiamo. Sammy Varin vi ringrazia per il gentile ascolto, grazie naturalmente a Francesco in regia per la pazienza, ma tranquilli, torniamo domani mattina, rassegna stampa, ore 7:30, un po' di spettacolo, ma soprattutto i titoli che vi tengono compagnia per tutto il giorno. La replica questa sera a partire dalle 20:30, perché martedì c'è il nostro Danna prima con la sua esilarante trasmissione un po' fuori di testa, normalmente in replica dalle 20 alle 21 la sera, la nostra rassegna stampa per scherzare un po' anche in versione by night.